Ottava corsa, premio Memorial Luigi Nerilli, sono cavalli anziani di categoria G. 1 Viola Trio Marco Stefani, 2 Taiga Jet Maurizio Cheli, 3 Volpelli Salvatore Valentino, 4 Tacchedi Santor Marco Basile, 5 Brever Zac LG Gennaro Mitrano, 6 Zibellino Matto Gianvito D'Ambroso, seconda fila 7 Zinemo Davide Angeletti, 8 Bruno Sca Davide D'Antoni, 9 Beyoncé Jet Salvatore Cintura. Partito molto piano Zibellino Matto, l'errore di Tancredi Sartor. Numero 4 Tancredi Sartor squalificato. Nei confronti di Taiga Jet che mantiene la seconda posizione. Vediamo all'esterno Brevert Zac LG che cerca posto, ma il posto non c'è perché sarà sotto anche Volpelli alla corda. E quindi i primi 200 metri in 15,4 con la figlia di Nadal Shiba già in rallentamento davanti a Taiga Jet. Poi Volpelli in terza posizione alla corda, nella più scomoda c'è Brevert Zac LG, tanto ritmo blando, 16,1, viene fuori 31,5 per i primi 400 metri. Cavalli sulla seconda curva, sempre Viola Trio in vantaggio, Taiga Jet lì seconda alla corda. Tanto Brevert LG cerca di avvicinare la battistrada, ancora una frazione lenta in 17, viene fuori 48,5, primi 600 metri. La schiena di Brevert è presa dal 9 di Beyoncé Jet, poi al largo anche Zibellino Matto. Passaggio davanti alle tribune, giro in 1,4 appena abbondante, Viola Trio, Taiga Jet, Volpelli. Questo è il treno interno. Poi ancora vediamo Bruno Sca in quarta posizione lungo la corda, intanto Viola arriva al chilometro in 1,20 tondo tondo. Categoria G, comunque il ritmo è sempre blando, Brevert di fuori, l'accenno alla terza ruota da parte di Salvatore Cintura con Beyoncé Jet che avanza. Ancora tonica Taiga Jet seconda alla corda sull'accelerazione di Viola Trio. 300 metri alla conclusione, Viola Trio, Taiga Jet lungo la corda, all'esterno Beyoncé Jet. Siamo a poco più di 200 metri, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo, cerca l'allungo Viola Trio, si butta di dentro Taiga Jet, all'esterno c'è Beyoncé Jet, ultimi metri con Viola Trio in controllo che viene a vincere con Marco Stefani, secondo posto per il 9 di Beyoncé Jet, al terzo è Taiga Jet, 1,16,7 la media al chilometro per la figlia di Nadal Shiba. Marco Stefani alla guida che raddoppia dopo la vittoria con Valsterbo Sky High, un doppio anche per lui dopo quello di Lorenzo Baldi, stavolta per la sua scuderia, la scuderia Trio, training ovviamente suo di Marco Azzaroni. Buona seconda Beyoncé Jet, al terzo Taiga Jet. È tutto per la giornata di sabato qua a Cesena, l'appuntamento è per martedì con un'altra tappa del Super Frustino Tommaso Grassi Hayward.